a livello sindacale la condivisione degli utili o la condivisione dei risultati aziendali non trova molto spazio nei contratti nazionali, non è mai stato visto culturalmente con favore per il sindacato, perché perde potere contrattuale e ha timore che si crei commistione di interessi. Lo volevo dire perché, come delle volte, le remore ideologiche possono impattare anche in termini economici. Il fatto che sia stato scelto l'imposto dell'1% è la conferma che non è uno strumento considerato di interesse. Ora il sindacato, perché perde potere